nostro governatore Luca Zaia aveva annunciato un bilancio lacrime e sangue e quello che aveva prospettato pare avverarsi: moltissimi tagli alle ULSS che si traducono in molti tagli per il sociale. Come li possono affrontare i comuni e che direttive, che suggerimenti ANCI Veneto a tal proposito? Noi stiamo lavorando assieme ai capogruppo dei partiti presenti in Regione e assieme a degli assessori per cercare di capire come lenire alcuni tagli che sono eccessivi, specialmente nel sociale. Quello che ci preoccupa moltissimo sono i tagli che sono stati fatti per i minori e per l'handicap, e quindi credo che sarà uno dei temi che verranno trattati sia nell'ambito dell'ANCI sia nell'ambito anche dei rapporti tra l'ANCI e la Regione. È chiaro che tutti dobbiamo capire che ci sono dei tagli, ma i tagli devono essere anche ritagliati sulle difficoltà che ha già il territorio. Certo, è molto chiaro. Proposta a riguardo, sempre in ambito ANCI, comunque una prospettiva d'insieme del territorio, insomma, e delle problematiche. Adesso vedremo con questo direttivo, e anche quando tornerà il Presidente, di lavorare per un incontro mirato con gli assessori di competenza.